ci si può perdere in un vicolo, tutto torna tranne l'accendino, se mi guardi con quegli occhi per a tavolino, tu non ti accorgi quanto bene che mi fai, ho cancellato il nome di quell'altro con spray, stasera berrei nei posti più strani finché non compari sopra il mio display. La società informa i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro o fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari o pecuniari in danno delle rispettive società. Si invitano, pertanto, gli spettatori presenti ad un comportamento leale Questo all'insegna già dello per un suono, sport. poi mettine degli altri. Così io guardo i nostri. Che faccio? Te li scrivo proprio? O te li faccio scrivere? Oh, quando vieni te solo grosse vittorie, Oh, quando vieni te solo grossissime vittorie qua giochiamo, questo dipende. Chiaramente con gli altri video si qualifica, Bueno diciamo che è infortunato di base, non è a disposizione. Primo bacio, primo trip, caramelle, sul link, orologi d'oro, come sieti, a lei piaciuto, sì come Britney. Iniziamo a ballare, festival techno nel fare l'orato, andiamo pasta nel club, sto sudando come quando piove. Se mi guardi con occhi grandi, ritorno al sole, e voglio darti 200 baci al rallentatore, però, che peccato se dici di no, anche se tutto va a pezzi ti porto con me. In taxi sulla luna, lei fuma e tu nuda. Se vai a tua mare, non si fa paura. In taxi sulla luna, sulla luna. Oh, Martino Vanessa, non mi ricordo, mi gira la testa. La porto a casa e le faccio la festa. D'ore di fila. E Taxi sulla luna.
comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro e fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari o pecuniari in danno delle rispettive società. Si invitano, pertanto, gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. C'erano entrambe la passata stagione, quando in quel 28 dicembre a Pomezia si posero per 5-4 in rimonta ai partenopei, allenati all'epoca da Marin. Non c'erano, e ci sono oggi Alessandro Nuccorini da una parte e Fulvio Colini dall'altra. Che dire, lo spettacolo sarà tanto, lo sentiamo da quella che è l'atmosfera qui al Pala Lavinium. Da una parte la nona della passata stagione, dall'altra la prima della regular season, poi fermata solo in semifinale scudetto dalla Feldi, che si è poi laureata campione d'Italia. E allora non mi resta che dare a tutti voi, amici di Futsal TV, un caloroso benvenuto e bentornati al Pala Lavinium di Pomezia. È tornata la Serie A, è la prima giornata della Futsal Serie A, stagione 2023-2024, è Fortitudo Pomezia contro Napoli Futsal. L'attesa è tanta. Da una parte e dall'altra in settimana hanno parlato i protagonisti annunciati nel pre, che saranno poi sicuramente anche dopo. Da entrambe le parti l'obiettivo è giocare per i 3 punti. È troppo presto per tirare le somme. Entrambi gli allenatori hanno detto che le prime risposte arriveranno dopo qualche mese, dopo 6 o 7 partite, ha detto Colini, dopo 2 o 3 mesi, ha detto Nuccorini. Insomma, il pensiero sembra molto molto in linea tra i due ottimi tecnici.
foto di rito da una parte e dall'altra. La terna arbitrale è composta da primo arbitro Giulio Colombin della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvato da Walter Sueletto, anch'esso di Bassano del Grappa. Al crono Alex Iannuzzi della sezione di Roma 1. Vediamo qual è, e anzi quali saranno i due starting five. Le assenze sono pesanti da entrambe le parti. In casa Pomezia mancano Monitierno, Matteus e Bueno, tanto per citarne qualcuno. Dall'altra parte Colini deve fare a meno di Borruto, Ercolessi, Arillo e Caio. Colini si affida a Bellobuono tra i pali, Perugino, Mancuso, Salas e Galletto. A completare il quintetto dall'altra parte risponde Nuccorini con Tarenzi tra i pali all'esordio assoluto con questa maglia, così come Michelangelo, Pelesigno e Quanfran. A completare poi il quintetto Capitan Mentasti. Il primo pallone è del Napoli, è iniziata Fortitudo Pomezia Napoli. Salas, pallone lungo, Pelesigno prima di Galletto. Perugino dal 10 che prova a calciare da lontano. Tarenzi lascia sfilare e poi va a lungo con le mani verso Quanfran che gli indica la via. Va a calciare Michelangelo, destro potente del 14, che non c'è da dirlo, sicuramente l'uomo più atteso, campione in carica in Portogallo, uscente nella passata stagione dallo Sporting Lisbona, campione del mondo nel 2021 e campione d'Europa nel 2022. Insomma, non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Salas, Mancuso, ancora il 10, palla lunga, Urra la fa sua, Tarenzi, Pelesigno, Quanfran, ancora per il 2, Mentasti, con calma, a due tocchi la Fortitudo, Michelangelo, cerca di andare da Pelesigno che scappa alle spalle della difesa, non arriva, ma arriva Bellobuono, che scarica su Capitan Perugino, impreciso col mancino. Primi 47 secondi vibranti a Pomezia. Mentasti, Pelesigno, Quanfran incontro, pensa ad uno scarico verso la porta, poi torna da Mentasti. Pelesigno chiede 1-2, Michelangelo la tiene, cambiolato da Quanfran. Si accentra il 10, prima pressione di Perugino, non si intende col capitano, gran lettura di Perugino che fa perdere il tempo della giocata al numero 10 Pometino. Pelesigno in anticipo su Galletto. Salas, Mancuso, ancora per Salas, duettano il 10 e l'8, la palla arriva in qualche modo ancora al 10, forse un tocco di mano, no, secondo i due arbitri. Allora Salas, Pelesigno, brecca, poi Quanfran, numero su Salas. Mentasti, Pelesigno, entrano ora i supporters ospiti. Quanfran prova a passare, Salas con la punta, Tarenzi col primo intervento della gara. Mancuso, Salas, Galletto, Perugino, Mancuso prova ad andare da Galletto, ultimo tocco di Mancuso, ha ragione Mentasti, due esatti giocati. Michelangelo, Mentasti gioca con Tarenzi, la chiama Pelesigno, scarico sul capitano, in mezzo per Quanfran con un tocco così e così.
Galletto. Salas prova la giocata, ultimo tocco del calciettista del Napoli. Prime indicazioni di Nuccoreni e prima pressione chiamata da Colini. Pelesigno prova ad andare, Salas si scontra con Mentasti, Tarenzi blocca, può giocare subito su Pelesigno ma con le mani impreciso. Bello buono, Mancuso, Salas da Pesk che torna dal numero 8 con un passaggio così e così. La riceve ancora il 99 Perugino. Mancuso col tacco, Salas esce bene Napoli ma Pelesigno intercetta, riesce ad andare da Juanfran, cambio lato, Michelangelo bello buono con un paratone sul numero 14. Palla di là, Pesk lotta con Mentasti, la palla sfila. Primo intervento salva il risultato di Yuri Bellobuono, portiere della nazionale, su Michelangelo. Pelesigno, è arrivato anche Dudu, palla verso Juanfran, Salas intercetta, potenziale 3 contro 2, palla di là, Mancuso con la suolata, Tarenzi col petto. Prime rotazioni anche in casa Pomezia, dentro Murillo e Micheletto. Sono arrivati i supporters ospiti e si fanno sentire. Palla di là verso Mancuso che la mette giù, arriva Dudu, non c'è fallo, Dudu rischia un po', ultimo tocco del numero 8 avversario, entra anche Raubo, un altro dei protagonisti attesi. Raubo reduce da 21 reti nella passata stagione solo in campionato. Passa Giapa Duarte contro Tarenzi, tocco sotto e passa avanti il Napoli, perso dai radar difensivi. Giapa Duarte freddissimo davanti a Tarenzi, lo scarico di Giapa, palla dentro di ritorno, arriva tardi Murillo, tocco sotto delizioso e sono avanti gli ospiti dopo 3:45. Micheletto prova a calciare, angolo. Palla fuori, Micheletto calcia alto ma senza deviazione. Bello buono lungo, Tarenzi riesce a mandarla in out. Palla fuori ancora Giapa. Pallone questa volta più che distante dai pali difesi dal numero 21. Micheletto, Dudu, Murillo, Micheletto, ancora Murillo, Dudu, calcia col mancino, non trova Raubo. Duarte, arriva De Luca, Murillo in qualche modo fa protezione, regala un fallo. Pesk senza fallo. Dudu ondeggia, scarica su Raubo, appoggio dal 7. Micheletto la sposta, pallone arriva a Tarenzi. Murillo impreciso, sembra aver accusato un po' il colpo la squadra di Nuccorini.
Salas verso Pesk, impreciso col destro. Murillo, si muove Raubo, Dudu lo cerca con lo sguardo e non con la palla. Ora da Micheletto. Murillo, Dudu, sfida De Luca, poi torna dal numero 8. Murillo scarica, prova ad andare, arriva a Micheletto. In qualche modo il pallone è giocato ancora dalla Fortitudo, palla dentro, Raubo prova a tenerla, fuori da Dudu. Murillo, protezione, arriva Dudu col piattone, ancora bello buono, poi prova a ripartire Salas in banda. Micheletto gli chiude la strada, sarà solo rimessa per il Napoli. Salas, Duarte da Pesk, prova a passare ancora Duarte, fallo, reclamano anche una sanzione della panchina. Rivediamo, prima Micheletto poi Raubo, fallo giusto. Salas gioca con Duarte, De Luca ancora dal 10, Duarte in banda, non arriva Salas. Micheletto cerca Raubo che la tiene, va ora da Micheletto. Giappa si frappone fra palla e porta ed esulta. Murillo, palla fuori, Dudu strozza il destro. De Luca verso Pesk, anzi Mancuso. Dudu batte veloce. Micheletto, Raubo da Dudu. Murillo, contromovimento di Micheletto, la palla arriva a Raubo, ora dal 7 che sfida De Luca, non riesce a calciare. Allora riparte in banda De Simone, toccato duro da Dudu. Rimane a terra De Simone. Dopo 6:33, primo timeout richiesto da mister Colini. Rivediamo il gol che ha sbloccato l'incontro e che lo sta decidendo. La rete di Giava Duarte, freddissimo davanti a Tarenzi che nulla ha potuto.
C'è il fischio, si può tornare a giocare. Prende la rincorsa Mancuso che va forte verso la porta. Colpisce Raubo in barriera. Torna De Simone. De Luca forte nella terra di nessuno. Angelo verso Raubo. Un po' impreciso col destro il numero 14. Mancuso da De Simone. Arriva prima Murillo, poi Michelangelo. La rimessa comunque del Napoli. Mancuso. Giappa. Mancuso con la giocata su Raubo, riesce a passare. Poi ancora il numero 28 che scodella verso De Simone. Attento Murillo. Giappa da Salas che sfida Murillo, che ottiene rimessa e gioca subito su Micheletto. Torna Mancuso, preciso sul pallone. Colini se la prende con Salas perché ha perso troppo tempo in proteste anziché correre all'indietro, e ora c'è una possibilità per la Fortitudo. Murillo, palla fuori, Raubo come può. Angelo guarda la porta, Murillo ancora, Angelo pensa al tiro, arriva Raubo, Solata, Murillo col mancino, arriva alla chiusura, poi il pallone è uscito. Michelangelo, Micheletto, Murillo di prima da Raubo, doppia deviazione, la palla non esce, Mancuso la gestisce. Cerca davanti De Luca, Micheletto la tiene viva. Rimessa Fortitudo, dentro anche Gennaro Galletto. Murillo, Michelangelo, la palla ancora giocabile per il numero 8. Raubo calcia! E bello buono, compie un miracolo. Da applausi l'intervento del 12. A centimetri al gol del pari la Fortitudo col solito Michele Raubo. Murillo, palla fuori, Micheletto controlla, male. Allora attenzione ora. Micheletto intercetta e rimedia. Galletto trattiene Raubo, poi Murillo, sterza giocata, poi Michelangelo messo giù. Non c'è nulla secondo il direttore di gara. Siamo già di là, Mancuso 3 contro 2. Torna Michelangelo, non c'è fallo nemmeno qui. Micheletto, possibile 3 contro 1. Errore del 7, ritmi altissimi, riparte Galletto. Ce l'ha sul mancino, Micheletto la manda fuori. (7:59). Trascorsi. Galletto sul punto di battuta. Palla di là. Regalata alla Fortitudo. Dodù, Cesaroni. Dodù, Michelangelo. Cambio lato su Esposito. Tiene botta su Perugino, che poi la spazza via. Ultimo tocco del capitano del Napoli. Esposito ora a fare il pivot. Cesaroni sfida Galletto. Dudù con la punta. Pallone comodo per
bello buono che va da Salas, Mancuso a 2 tocchi, Galletto orienta il controllo ma è impreciso. Cesaroni da Michelangelo, pensa anche alla conclusione, rimpallato Cesaroni, la palla ancora giocabile, così e così, Dudu la mette giù benissimo, arriva Esposito in aiuto, Dudu converge, pensa anche alla conclusione, questa volta facile e agevole la presa di Bellobuono. Ora può ripartire Pomezia, Dudu di là, Michelangelo, secondo palo, il primo sigillo di Michelangelo, ha pareggiato la Fortitudo. Con deviazione, ma il destro del 14 è vincente. 8,53 sul cronometro, Dudu conduce la transizione, palla di là, Angelo. Una cosa a metà, forse ha cercato un assist per Cesaroni. Deviazione di Bellobuono decisiva. Mi sento di attribuire il gol al numero 14. Vediamo se sarò ascoltato. Ciò che importa è che la palla è entrata in rete e ha pareggiato Pomezia. Non è arrivato Galletto sulla linea di porta. Dudu, Cesaroni, si muove Juanfran, rischia Cesaroni, poi Dudu gioca con Tarenzi, chiede palla addosso Juanfran. Errore di Tarenzi con i piedi. Perugino, Salas, Dudu si libera bene di Pesk, no, con un fallo. Il terzo di squadra se non vado errato. (9:25 trascorsi, 10:35 da giocare, Galletto e Salas sul punto di battuta, sistema i pali Tarenzi, va via Galletto, Salas va in porta, non c'è deviazione e Tarenzi rimette subito in gioco. Impreciso anche in questo caso. Bellobuono da Pesk che la tiene sotto la suola, ottima protezione del 99 che poi scarica su Salas. Perugino in banda, ottiene rimessa. Salas, Pesk sfida ancora Dudu, pressione Pomezia che costringe all'errore Perugino. Cesaroni, Dudu tra le linee, Juanfran va da Cesaroni, chiede scusa al numero 10, cenno d'intesa tra i due. Metà esatta del primo tempo se n'è andata, partita in equilibrio sull'1-1, partita bella soprattutto. Prova ad andare forte in porta Pesk, non c'è deviazione, solo rimessa al fondo, ha già messo in moto i suoi Tarenzi. Ora Esposito, Juanfran in mezzo, Dudu contro movimento di Cesaroni, servito ma Salas ha capito tutto. 3 contro 2, torna Cesaroni, Pesk, Dudu in angolo.
Palla fuori verso Salas, si coordina benissimo, poi pallone che rimane giocabile. Perugino mette una pezza, torna Pelesigno, torna anche Raubo. Pelesigno, Cesaroni, Pelesigno dal 19, Raubo, Murilo di prima, gran palla, Pelesigno controlla, arriva bello buono, perde il tempo sul controllo Pelesigno, forse anche più veloce della palla in questo caso. Cesaroni calcia al largo. Giapa. Salas 1-2, prova a scappare il numero 10. Inseguito da Angelo, Pelesigno guarda il pallone, Mancuso calcia. 8 schermato dall'8, rimessa a Napoli. Mancuso perso nel cambio, calcia alto. Murilo scodella su Pelesigno, rischia un po', ma arriva il supporto di Murilo, efficace. Michelangelo, finta di scarico, ora va da Raubo, si infila Pelesigno, Raubo la tiene, scarica ora da Murilo, c'è Michelangelo, c'è anche Pelesigno, cercato il 2, Raubo la tiene, Raubo 2 volte, Raubo 3 volte, messo giù, ma non c'è nulla. Rivediamo il contatto, forse ecco, su questa entrata di Giapa Duarte poteva esserci un fischio. Ora sbaglia in uscita, anzi in costruzione, Michelangelo, chiede subito scusa ai suoi. Palla di là, Pelesigno segue il taglio di Salas, provvidenziale in chiusura. Salas verso il secondo palo, Tarenzi blocca e la fa sua e muove su Murilo, c'è Pelesigno, la tiene il 2, ancora messo giù da Giapa senza fallo. Giapa riesce a servire De Luca, ma la palla è uscita. Pelesigno, Michelangelo, Murilo, si muove Raubo, non trovato, arriva forse con un pizzico di ritardo il 18. Ora Giapa con l'esterno, la palla non è uscita, Mancuso gioca, palla di là, Salas, Mancuso, 2-1 Napoli, ha segnato Mancuso. Lamentano forse Corini, dice che il pallone era uscito tutto, non secondo gli arbitri, e allora passa di nuovo avanti il Napoli con Mancuso sull'ottima assistenza di Salas. Pelesigno
Pallone intercettato, Mancuso prova ad andare, De Simone, Salas, Giapa, palla di là, buca De Simone e colpisce il palo. Giapa Duarte, 60 secondi shock per Pomezia. Vediamo come reagisce. Raubo, sta arrivando Michelangelo. Raubo cerca il destro, palla verso Pelesigno, murato da Mancuso. (7:09 da giocare). Pelesigno, Michelangelo, scodella verso Raubo, impreciso. Rivediamo sulla giocata, avremo modo poi di rivederla con calma, ma anche dal movimento di Colini. La palla sembrava uscita ora Perugina, tu per tu con Tarenzi. Pallone bloccato, ora Angelo, toccato duro da Salas e arriva il primo fischio a favore della Fortitudo. Primo fallo di squadra per il Napoli. Pelesigno, Murilo, palla verso Raubo, messo giù da De Simone. Murilo, non c'è nulla. Mancuso, Murilo in anticipo, prova ad andare, Perugino chiude. Trascorsi 13:31. Murilo, Micheletto prova a passare in mezzo a due, Galletto chiude, poi torna Raubo, Micheletto con l'esterno, pallone così e così, 3 contro 2, Mancuso, Salas, secondo palo, Galletto spreca il gol del 3-1, Gennaro Galletto. E la Fortitudo rimane a contatto, graziata da Galletto. Ora Murilo da Raubo che reclama il fallo che non arriva secondo la terna. Salas, Galletto, Salas, Mancuso di prima, Murilo arriva con i tempi giusti. Bello buono, Perugino. Salas chiama il movimento a Galletto, Dudu protegge, arriva Tarenzi su Galletto, non c'è nulla, ha rischiato il numero 21. Ora Micheletto prova ad andare di là, Micheletto inseguito, Micheletto sul destro, bello buono prima di Esposito. Dudu, Michelangelo, arriva Esposito, Salas a metà, Micheletto, scarico sul 14, ancora Michelangelo, destro improvviso, bello buono, la tiene lì, poi va con le mani verso Pesk che mette giù anche questa, la palla questa volta è uscita, animi caldi tra Pesk e Michelangelo. Arriva Tarenzi a calmare gli animi, ammonito Pesk e ammonito Michelangelo, i primi due sul libro dei cattivi.
Sono il 99 e il 14. Micheletto. Pesca commette fallo, già ammonito. Reclamano un secondo giallo che non arriva. Si scaldano gli animi al Pala Lavinium. Pesca ha usato le mani, ha rischiato tantissimo. A colloquio ora Giulio Colombin con mister Nuccorini. Rivediamo Pesca al limite. Si torna a giocare. Micheletto, Dudu rischia sulla pressione di De Luca, ma non c'è fallo. Palla di là, Salas contro Tarenzi. Cesaroni, salvataggio miracoloso, mani nei capelli per Salas. Ma ora i fischi mancati stanno facendo discutere, stanno animando la gara. Dudu, Cesaroni, Micheletto, la palla è uscita. Speriamo di poter riapprezzare il salvataggio di Cesaroni, che vale come un gol. 4:32 da giocare. Giapa verso De Simone, impreciso. Dudu, Micheletto, Tarenzi lungo verso Esposito. Bellobuono la chiama e la fa sua. Cerca De Simone che lotta con Cesaroni, alla meglio il 19. Poi Dudu accompagna Micheletto, sta arrivando anche Cesaroni, si muove Esposito. Dudu col doppio passo, palla di là, Cesaroni con la punta. Chiede l'angolo, ma non c'è deviazione. Duarte prende posizione Mancuso. Scarico su De Luca. Salas. Palla dentro verso Mancuso che la tiene bene. Torna Micheletto. Arriva anche Esposito che converge. Prova a scaricare. Errore. Allora 3 contro 2. Mancuso sposta. Pensa alla conclusione. Arriva Giapa. Destro largo. Micheletto verso Esposito, prende posizione su Salas. De Luca, Perugino, De Luca, palla verso Mancuso, arriva Mentasti, Mancuso poi Cesaroni. Micheletto, scarico da Cesaroni, la palla è uscita. Salas, De Luca, Cesaroni, Juanfran sfida De Luca, Juanfran in porta. Non c'è deviazione nemmeno in questo caso. Rimette dal fondo Bellobuono, lunghissimo con le mani. Tarenzi urla e lascia sfilare.
Micheletto, Juanfran, arriva Micheletto, Juanfran, scarico Mentasti, Micheletto, Mentasti, c'è Cesaroni, prova ad uscire Juanfran, Mentasti rischia un po', meno di 180 secondi al tramonto della prima frazione, al Pala Lavinium è avanti il Napoli di Mister Colini. Micheletto, cambia lato, Cesaroni, scarico di là, Juanfran, Mentasti di prima, rischia un po', Mancuso perde il grip col parquet del Palavenium. Ora Micheletto, forte, arriva Cesaroni, controlla, finta di calciare, poi va con la punta, bello buono, si distende e manda in angolo. Anzi no, non c'è stata deviazione. Salas, Duarte verso Mancuso. Micheletto, Juanfran, Mentasti ancora al 10, Cesaroni chiede 1-2, si muove Cesaroni, non visto da Juanfran in un primo momento, nemmeno da Micheletto, forse dal 7 sì ma non poteva proprio servirlo. Mentasti può giocare con Tarenzi, preferisce andare da Juanfran. Micheletto rischia, Mancuso con la punta, deviazione di Mentasti. 3-1 Napoli, a 1:42 dal termine della prima frazione, ha segnato ancora Mancuso. Break di Giapa, puntata di Mancuso, deviazione di Mentasti. 1-3. Time out chiesto da Nuccorini. Rivediamo l'occasione tanto contestata dalla panchina pometina. Diciamo che il movimento di Fulvio Colini sembra essere decisivo per non prendere una pallonata e il tecnico era 1 metro fuori il campo. Un gol comunque che è stato convalidato, così come quello del 3-1 della doppietta di Mancuso. Murillo perde il controllo . Bello buono, lungo, Tarenzi la fa sua. Murillo, Raubo, Dudu, Michelangelo, rischia con la prima suolata, Sala scalcia, pallone largo. Tarenzi da Michelangelo, la tiene il 14, prova a calciare, ancora senza deviazione, ancora lontano dallo specchio difeso da Bellobuono. Duarte, Mancuso,
la alza, arriva il tocco di Murillo, Mancuso fa protezione. Salas verso Perugino che riesce a controllare Michelangelo sulla strada giusta, perde poi il controllo del pallone, sembra tutt'altro che felice Alessandro Nuccorini. 57 secondi alla fine della prima frazione. Giapa, palla fuori verso Salas, fallo in attacco di Perugino, è il secondo. Murillo, Dudu, Michele Raubo fa movimento a protezione di Murillo, Dudu prova a calciare, Murillo col destro, Mancuso esulta. 33 secondi, Murillo, Raubo prova a prendere posizione, Michelangelo sfida Perugino, Michelangelo passa, incrocio dei pali con una fiammata improvvisa del 14. E se è stato fortunato nel primo gol, adesso decisamente meno. Un bolide di Michelangelo, per fortuna del Napoli, solo incrocio dei pali. Salas, palla scodellata avanti, Raubo, Murillo, Dudu prova ad andare su Salas. Bello buono, 7 secondi, bello buono va lungo, Tarenzi blocca, Tarenzi lungo verso Raubo, pallone largo, un secondo, alla fine Giapa chiede il panno, non contento Colini di queste proteste. Arriva ora il duplice fischio dal crono, finisce qui la prima frazione tra Fortitudo Pomezia e Napoli, avanti 3-1 gli uomini di Colini, servirà tutta un'altra Fortitudo nella ripresa se vuole riprendere la gara.
Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia, dove sta per riprendere la gara tra Fortitudo Pomezia e Napoli Futsal, condotta fin qui dagli uomini di Mister Colini per 3-1. Marcatori Giapa Duarte e Mancuso con una doppietta per il Napoli. Per la Fortitudo il primo sigillo italiano per Michelangelo. Vediamo come reagirà, cosa avrà detto ai suoi mister Nuccorini. Serve tutta un'altra Fortitudo per domare questo Napoli. Rimane il dubbio sull'episodio del gol del 2-1, ma comunque si torna a giocare. Michelangelo muove il pallone, Pelesigno col contromovimento, Michelangelo da Raubo, Pelesigno si muove, incespica un po' con il pallone, lotta con De Luca, Pelesigno alla meglio De Luca, che guadagna anche un fallo. Primo fischio dopo appena 24 secondi. Giapa, lancio impreciso per De Luca, Murillo chiama la giocata a Michelangelo, Tarenzi chiama il pallone e può giocare la Fortitudo. Pelesigno in conduzione, pensa all'imbucata, poi scarica su Murillo, 1 contro 1 con Salas. Pelesigno sterza, va ora da Raubo, Giapa a distanza, Raubo prova a calciare, bello buono, arriva sul pallone. Nel primo minuto della ripresa se n'è andato, Giapa la tiene giocabile, Raubo la manda più lontano che può, rimessa Napoli. De Luca, Salas, palla lasciata lì, rimedia De Luca, Mancuso prova la giocata su Murillo, pallone che si impenna ma non tocca l'impalcatura. Allora Michelangelo, Tarenzi, Murillo, c'è Pelesigno servito, attaccato da Salas senza fallo secondo il direttore di gara. Salas in porta, Tarenzi in spaccata. De Luca, palla fuori, Giapa col piattone, pallone alto, Tarenzi, Salas capisce tutto, Mancuso, Giapa, Salas, De Luca, ancora Salas, duetta con il 7, però prova a scappare, Pelesigno pensa più all'uomo che al pallone, riesce in qualche modo poi ad arrivare sulla palla, la gioca Michelangelo, deve cambiare passo, serve Raubo, contromovimento del 14, libera spazio a Murillo, Michelangelo messo giù con un fallo, ammonito Salas dopo 2 minuti e 07 per il tocco troppo duro.
Conta i passi Michelangelo. Prima occasione per cercare di reindirizzare le sorti della gara. Michelangelo, Murillo, cambio lato per Micheletto che deve suolare e calciare. Rischia un po' Murillo. Palla scodellata da Raubo che chiede un movimento a Michelangelo giusto nelle intenzioni, un po' meno nella realizzazione. Poi Giapa cerca Mancuso con un lancio tutt'altro che semplice da domesticare. Allora Murillo vede Raubo ma non lo serve. Micheletto, Raubo prende posizione, Murillo, Micheletto verso Raubo, Giapa e ancora Micheletto. Michelangelo verso Raubo anticipato. Michelangelo prova a metterla giù, Giapa alla meglio. Mancuso prova ad andare, sono tre. Mancuso col mancino, Tarenzi sul primo palo. Giapa, Mancuso, ancora Duarte, si muove De Luca, Duarte fa protezione, bello buono De Luca, sbaglia il tocco verso Salas. Tre minuti e 9 secondi sono passati, corre il cronometro. Michelangelo prova ad andare forte dentro, Salas in figura. Micheletto calcia, Duarte mura. Micheletto, Michelangelo, Raubo, cambio lato su Micheletto, sterza e scarica su Murillo che rischia un po', non c'è fallo su Mancuso. Raubo sta arrivando, Micheletto, Duarte guarda solo il pallone. Micheletto prova a servire Raubo, ultimo tocco ancora di una maglia azzurra. Michelangelo da Raubo, ma non si può giocare. Michelangelo, sfidato Pesc, Michelangelo prova ad andare, Galletto lo chiude. Murillo, Micheletto, sfida Pesc, Micheletto va sul destro, palla forte dentro, bello buono arriva, Murillo intercetta su Mancuso, litiga un po' col pallone, Murillo, cambio lato, Michelangelo la sposta, va a calciare, murato anche lui, poi Murillo protegge. Ora da Michelangelo, potrebbe giocare anche con Tarenzi, preferisce andare da Micheletto. Ora angolo per Micheletto, sulla corsa, sfidato Giapa Duarte, sposta sul destro e conclude. Pallone largo. Dudu, Murillo verso Raubo, la tiene il 18. Dudu cerca Murillo, colpito Pesc.
Raubo fa gol, ma si ripete la rimessa e allora rimangono dubbi anche su questa decisione, perché se la rimessa è realmente della Fortitudo, allora forse manca un gol. Raubo, Dudu, Micheletto, scarica su Murilo, palla dentro verso Raubo che lotta, riesce ad uscire in qualche modo sul 7. Dudu, arriva Murilo, cambio lato su Micheletto, liberato Murilo, c'è in banda Raubo, servito il 18, prova a tornare da Murilo, Galletto la spedisce via, ma la palla è ancora giocabile. Dudu, 14:45 da giocare. Micheletto verso Cesaroni che conta male i rimbalzi. E calcia sull'esterno della rete. Pesch da Galletto, toccato duro da Micheletto con un fallo, il secondo per la Fortitudo. Perugino, Salas con Bellobuono, pallone lungo, Tarenzi raccoglie, Tarenzi lungo, Pesch devia, palla in angolo. Cesaroni, palla dentro, c'è il tocco di Bellobuono, ancora rimessa per il rossoblu, ai quali manca una scintilla, tocco di mano di Pesch non visto, che poi va a calciare. Pesch già ammonito. Dudu, Cesaroni verso Juanfran, De Luca, Perugino ancora per il 7, va da Pesch, sfidato Dudu, Pesch prova a passare in mezzo, torna Esposito, alla meglio il 99, De Luca appoggia su Bellobuono, ancora da De Luca, Salas, Pesch, Esposito, Mura, alza la voce dalla panchina anche Capitan Mentasti, capisce che serve una scossa. Collini butta un occhio al crono e vede che la strada è ancora lunga. Cesaroni perde il grip, poi Juanfran, Dudu, sta arrivando Juanfran, Dudu sposta, calcia, arriva Juanfran, Bellobuono la fa sua. Pesch, Salas, ancora Pesch, si muove De Luca, cercato, arriva Cesaroni, Juanfran, Pesch prima, Esposito, scarica e va, Dudu rischia un po', Cesaroni,
da Juanfran, arriva Esposito, palla larga con deviazione. Dudu, bello buono, protegge. Cesaroni, Dudu, Juanfran, Esposito, Cesaroni, cambio lato su Dudu, Esposito, viene a giocare in mezzo il numero 3, scarico su Cesaroni, si muove Juanfran, cercato e trovato, si appoggia da Esposito, ancora Juanfran, prova a passare su Perugino, fa buona guardia anche De Luca, cercato poi da Salas, non si intendono ora gli uomini di Collini. 12:25 allo scadere. Dudu, Esposito, Dudu, Juanfran prova a calciare Murato, la palla passa, c'è forse un contatto falloso, Salas prova a tornare da Simone, è rimasto a terra Cesaroni, mette palla fuori Tarenzi. Non riusciamo a vedere, arriva forse prima sul pallone De Simone, Cesaroni rischia di farsi tanto male. Si rialza solo ora Cesaroni ma a fatica. Pronto a rientrare Michelangelo. A 12 esatti dallo scadere. Salas restituisce palla alla Fortitudo che la muove con Michelangelo. Dudu, Esposito, braccato, Esposito rischia un po'. Poi Dudu per Michelangelo, sfidato De Luca che riesce comunque a murare il numero 14. Prestazione difensiva del Napoli fino a questo momento più che perfetta. Dudu, doppia deviazione, De Simone ancora fuori. Conta i passi Angelo, calcia da lontanissimo. Duarte, cercato De Simone che prova a tenerla, la palla non esce, Dudu la sporca. Duarte rischia un po'. Dudu, Esposito, Angelo, si muove Juanfran, servito. Juanfran la tiene per Dudu, palla dentro per Angelo. La palla è uscita.
De Luca, Salas, Duarte, De Luca, Salas, pressione Fortitudo, Giapa riesce a servire De Luca, cambio lato, esce bene il Napoli, mani nei capelli per Nuccorini. De Luca, Duarte, Salas, si muove De Simone, chiesto 1-2, Michelangelo brecca, Michelangelo prova a calciare. Dudu ondeggia, sposta, va in porta, De Simone. Michelangelo verso Juanfran, toccato senza fallo, De Simone prova ad andare, Giapa in mezzo a due, fischiato fallo e anche ammonito Juanfran. (10:37 sul cronometro). Vediamo il contatto da cui poi scaturisce la ripartenza di Giapa Duarte. Ammonito Juanfran forse più per la protesta che per il fallo. Salas, De Luca ancora per il 10. De Luca, Perugino, scarico, Salas per Bellobuono di prima verso De Luca che riesce ad ammortizzare. Pallone che esce e Michelangelo muove su Murillo, si torna dal 14. Pelesegno, Raubo, cambio lato, Angelo, finta col destro, ancora Angelo, Salas sporca anche questo pallone. Pelesegno, ondeggia, muove solo ora il pallone, 10 esatti alla fine, cerca il secondo palo, Raubo fa il movimento contrario alle intenzioni di Pelesegno. Perugino, bello buono, palla lunga, Mancuso riesce a farla sua, Salas col tacco, arriva Tarenzi, poi Salas pensa alla conclusione diretta in porta. Pelesegno, Michelangelo, palla verso Raubo, braccato da Perugino, Raubo può girarsi e calciare ma non vede lo spiraglio libero, Angelo lascia sul posto, Galletto prova ad andare, ultimo tocco del 14 azzurro, angolo per la Fortitudo alla quale, ripeto, serve una scossa perché il tempo c'è, lo sappiamo, 9 minuti sono tanti, possono comunque diventare pochi.
Chissà che Nuccorini non si giochi la carta del portiere di movimento, manca ancora tanto, ma non è sicuramente da escludere. Palla fuori, Raubo calcio alto. Raubo, cambio lato, Michelangelo forte sul secondo palo, dove non arriva Raubo. Bello, buono, lungo verso Mancuso, che riesce a toccarla. Tarenzi attento. Galletto, Salas prova l'imbucata, riapre le segno, poi Raubo verso la porta, prova subito la conclusione, ma corre fortissimo all'indietro la squadra di Colini. Salas indica la via a Galletto, Mancuso, Pelesegno prima di Galletto, prova ad andare da Murillo. Time out richiesto e ottenuto nell'immediato da Colini. Minuto di pausa anche per noi. Bello buono. Salas di prima, pallone lungo per Mancuso. Tarenzi ha già mosso per Murillo, Micheletto si addormenta. Viene Tarenzi, arriva Dudu, arriva anche Michelangelo, portiere di movimento scelto da mister Nuccorini. Angelo, Raubo, Murillo, Angelo, Dudu, Angelo, Murillo, Angelo, Dudu. Nel 14 a dettare i tempi, si cambiano Dudu e Micheletto. 7,50 allo scadere. Dudu, Murillo, Angelo, Micheletto sposta, calcia sul secondo palo, non arriva Dudu. Salas cerca la porta, Angelo fa protezione. Murillo, Raubo, Raubo, Angelo in qualche modo, Raubo ancora, Murillo, cambio lato, Micheletto,
ora da Murillo, sta arrivando Dudu, eccolo Dudu che rischia un po', ultimo tocco di De Luca. Sette 10 al tasto stop. Dudu, Murillo, Angelo, Murillo, Micheletto, prova ancora a calciare, Mancuso rapidissimo nel murare e poi sporcarla ancora. Micheletto, sempre stessa giocata, Michelangelo, Dudu, verso il secondo palo ancora, a centimetri dal gol del 2-3. La Fortitudo, De Luca, Mancuso, sfida Angelo. De Luca, Giappa, palla da Mancuso che la domestica molto bene, muove per Salas, corre il pallone, corre il cronometro, Michelangelo capisce tutto, Murillo rischia un po', Micheletto, Angelo la tiene, sta arrivando Dudu, con l'incertezza di Tarenzi ha rimediato Dudu, Micheletto, Angelo, Murillo, Micheletto, ancora Angelo, può prendere un po' di campo, Murillo, Micheletto, Angelo centralmente guarda la porta, bello buono para, poi Dudu smorza. Ha buttato fuori palla Murillo per consentire a Michelangelo il cambio. Mancuso restituisce palla, siamo già di là, Murillo, Micheletto, Murillo, Dudu, Murillo, Micheletto, Cesaroni, Micheletto cambia lato, Dudu ancora per il numero 7, largo da Cesaroni, Murillo chiede time out mister Nuccorini, Micheletto, Cesaroni fuori, Micheletto suola, calcia, doppia deviazione, palla in angolo e time out. A meno di 300 secondi dalla sirena sono due le reti che separano Pomezia e Napoli.
Micheletto, Cesaroni, Murillo, da Micheletto, Cesaroni, Dudu, rischia Cesaroni, la palla passa, Mancuso va a sbattere contro il palo. Vediamo se il gol è buono. Si è spostata la porta, ma vediamo. Mancuso arriva, la tocca, palla sul palo. Non si riesce a capire quando avviene l'impatto di Mancuso sulla porta e soprattutto se il pallone è già entrato. A me sembra di no. A me sembra di no, ma il gol è stato convalidato. Pomezia 1, Napoli 4. A 4:32 dalla fine. È notte fonda al Palavinium per uomini Nuccorini. Micheletto sposta, calcia, doppia deviazione, poi bello buono verso la porta. Murillo litiga con il pallone. Murillo, Raubo, Michelangelo, Murillo di là, Micheletto, Dudu, Murillo, Angelo, Murillo, Dudu, Micheletto si è rimesso molto bene dietro il Napoli, ora Angelo, calcia, doppietta per lui e barlume di speranza per Pomezia, il destro forte di Angelo sotto le gambe di Bellobuono. 2-4, 3:53 allo scadere, ammonito anche Colini per proteste. Duarte lungo verso Mancuso, Murillo la mette fuori. De Luca, Giapa rischia un po', riesce a calciare forte addosso a Micheletto. Salas, bello buono, si muove Mancuso, bello buono gioca su De Luca, ancora Mancuso il movimento a smarcarsi, Salas, gran giocata, lascia sul posto Micheletto, poi errore di De Luca, Colini chiama i suoi a rientrare, torna Dudu, ancora power play per Nuccorini. Micheletto, Michelangelo, Murillo, Micheletto calcia, bello buono, lo tiene Raubo, 4-3, impreciso, bello buono, c'è ancora una partita, Pomezia ha segnato Raubo. Tre minuti e 7 secondi alla fine. Calcia potente Micheletto, impreciso, bello buono Raubo, il più lesto di tutti. Ricomincia come aveva finito, con un gol. Crampi per Michelangelo. 180 secondi alla fine.
Fuori Michelangelo, dentro Pelesigno. Michelangelo stremato, costretto al cambio. Duarte, Salas prova ad andare. Ora il Pallavinium deve metterci tanto di più di quanto ha fatto fino ad ora. Galletto, Giapa, Duarte, Salas, c'è il movimento di Giapa. Salas lo vede e lo serve. Duarte, Galletto viene incontro. Duarte rischia un po', Duarte via, Galletto la tiene. Protegge su Pelesigno, solo palla di Raubo, poi Mancuso. 30 secondi sono andati via. Duarte, palla lunga, preda di Tarenzi. Murilo, Pelesigno col brivido, riesce a servire, poi Salas, porta vuota, Pelesigno. Pelesigno, siamo ancora vivi. Mancuso non tocca Micheletto, sgridato e strigliato dal direttore di gara. Bello buono con molta calma. 2:15 allo scadere. Duarte, Raubo arriva. Galletto da bello buono, che va lungo, colpisce la traversa. La stava per combinare grossa Tarenzi, che poi serve Raubo, che scappa alle spalle di Duarte. Pallone troppo lungo per il 18. Bello buono verso Mancuso. Tarenzi viene via, torna Dudu. 2 esatti, 120 secondi. Micheletto, serve Raubo, è uscita la Fortitudo, Pelesigno, secondo palo, c'è Dudu, torna Giapa. Murilo, Micheletto, Dudu, Micheletto, prende campo, pensa anche a una conclusione, Murilo, la muove, Micheletto, non vuole calciare, poi forse sì, serve Pelesigno, secondo palo, e palo pieno. Incredibilmente non arriva Dudu. Una e 30 al termine. Più di così Dudu non poteva fare. Palla lunga e torna il numero 30. Pelesigno. Dudu stremato anche lui. Micheletto, pressione, riesce a uscire Murilo, errore. Salas, Salas per chiuderla, Mancuso si divora il match point. Mancuso si divora il match point. Raubo va da Micheletto, fallo di Giapa Duarte. Che finale al Pallavinium.
Torna Michelangelo con le ultime forze. Dudu, Micheletto, Murilo, Micheletto, poco più di 60 secondi. Dudu, Murilo, Michelangelo, Murilo, Angelo, palla girata, Micheletto, Murilo, la vorrebbe Dudu, ha accontentato il 30. Dudu, palla che non esce. Bello buono, prova, attenzione, gol! E gol! E gol! Ha segnato Raubo! Ha segnato Raubo! Ha segnato Raubo! Ha pareggiato Pomezia! Ha pareggiato Pomezia a 40 secondi dalla fine! Un gol incredibile! Un'altra incertezza di Bello Buono! La palla ha varcato la linea! 4-4, che storia! ...43 secondi alla fine... Vuole ancora pressione mister Nuccorini... Giapa Duarte... Salas, ora i fischi del Pallalavinium... De Luca... Giapa Duarte... Da Salas... Raubo intercetta... 34 allo scadere... Atmosfera da brividi a Pomezia. No. Si è fatto male Michelangelo. Sul primo appoggio forse ha ceduto la caviglia, forse solo una distorsione. Torna a spingere i suoi, tutto il Pallalavinium. Bello buono. Salas, la scodella, Raubo arriva e non riesce a tenerla 22 secondi. Colini chiede di girarla. De Luca, da Duarte, prova ad andare, Raubo va, arriva ora il fischio, tocco di mano, forse la palla è uscita. Tutti i piedi a Pomezia. Salas di là, 13 secondi. Giapa, De Luca, Bello buono, 7 secondi, palla lunga Tarenzi, 4 secondi cerca Raubo, poi Bello buono, Dudu, la palla a metà, Giapa la manda via, arriva ora il suono della sirena. Pomezia Napoli è storia. Da 4-1 a 4-4, una rimonta che nessuno si aspettava, né vincitori né vinti, ma che belle emozioni. Finisce in parità il primo testa a testa tra Nuccorini e Colini. Davvero, davvero un ottimo spot per questo movimento, quando nessuno
forse ci credeva più. La Fortitudo si è rialzata, un pareggio davvero, davvero bello e importante per tutte e due, forse per come è maturato, più per il Pomezia che per Napoli, che ha visto sfuggire una grossa occasione. Da me Lorenzo Savi è tutto, alla prossima amici di Futsal TV, è stato come sempre un enorme piacere. Amici di Futsal TV, la più cordiale buonasera, siete collegati in diretta con il Palalavinium di Pomezia. È appena terminata qui nel palazzetto di via Pietro Nenni una prima giornata di serie a futsal veramente emozionante tra due grandi squadre, Fortitudo Pomezia e Napoli Futsal. Siamo con i due allenatori, tra l'altro per il sottoscritto è una vera emozione essere in mezzo a due degli allenatori più vincenti in Italia, due veri e propri monumenti, quindi è un'emozione particolare. Allora partiamo da mister Fulvio Colini che deve rientrare a Napoli, quindi per dovere di ospitalità. Mister, una partita incredibile qui al Palalavinium, l'avevi detto che sarebbe stato difficile, però la tua squadra è riuscita ad arrivare fino al 4-1, poi una reazione rabbiosa da parte della Fortitudo. Che partita è stata? Che partita hai visto? Ma è una partita dove ci sono stati degli errori che hanno portato a dei parziali non reali rispetto al valore e a quello che è stato fatto in mezzo al campo. Va detto, non c'era il 4-1, non c'era poi alla fine il 4 pari, ci sono stati molti errori sui quali bisognerà ragionare, ma alle prime giornate, se non ci fossero gli errori, vorrebbe dire che questo è uno sport vinto della PlayStation, insomma, questo dico. D'accordissimo, prima di salutarti, cosa porti a casa da questa trasferta di Pomezia? Ma un pareggio secondo me giusto, è un pareggio che alla fine secondo me, visto quello che hanno prodotto le due squadre durante il gioco, secondo me io l'accetto e vado avanti. Ripeto, fra 3-4 mesi parleremo di altre cose, adesso bisogna andare avanti e correggere gli errori. Ringraziamo mister Fulvio Colini, al quale auguriamo un buon rientro a Napoli, e passiamo al mister padrone di casa Alessandro Nuccorini. Allora mister, approccio sicuramente positivo da parte della tua squadra, poi è successo qualcosa, il Napoli ha un po' dilagato, come ha detto Fulvio Colini, probabilmente questi parziali non c'erano, però poi grandissima reazione della tua squadra che l'ha ripresa veramente quasi al suono della sirena. Che partita è stata? La stessa domanda che ho fatto a mister Colini. Tutto sommato quello che ha visto Fulvio non è altro che la realtà. Ci sono stati diversi errori da una parte e dall'altra che poi hanno comportato addirittura in alcune circostanze la realizzazione di un gol diretta, per cui di solito l'errore indiretto comporta un gol. Qua invece tutto sommato in questa partita ci sono stati diversi gol che sono stati prodotti da errori significativi e magari individuali, proprio come dice giustamente Fulvio, quello che bisognerà correggere, ed era sostanzialmente anche quello che avevo detto alla squadra alla fine del primo tempo, che eravamo sotto meritatamente proprio per il numero degli errori commessi. Mi tengo la bellissima reazione col portiere di movimento, la reazione anche e soprattutto serena e lucida, perché sull'1-4 è difficilissimo gestire il portiere di movimento, invece la lucidità con la quale i ragazzi hanno gestito mi piaceva moltissimo, e quello che era un pochino mancato, c'era stata troppa frenesia, per cui insomma noi siamo sicuramente più contenti di loro alla fine del pareggio.
Mister, prima di salutarti, chiaramente siamo in una fase di rodaggio, le prime giornate contano relativamente, ma l'impressione che si è avuta è che qui al Palavinum si sono incontrate due grandi squadre. Ma loro lo sono sicuramente, si sapeva, sono strutturati già da un paio d'anni e hanno disputato una splendida stagione lo scorso anno, hanno preso il migliore allenatore che c'era in circolazione, altri giocatori forti, per cui lo sapevamo. Noi dobbiamo fare una strada, siamo arrivati noni lo scorso anno, per cui dobbiamo fare un percorso ad ostacoli per cercare di avvicinarci alle prime. Giustamente siamo certamente più indietro rispetto alle altre e vogliamo annusare l'aria, insomma, e già aver fermato il Napoli per noi è un risultato importante. Allora dal Palavinum è veramente tutto, anche i tifosi stanno defluendo, riconsegniamo la linea alla regia, salutiamo mister Alessandro Nuncorini e l'appuntamento è per le prossime settimane. Allora sì, da Pomezia è davvero tutto, un saluto a tutti i telespettatori di Futsal TV, alla prossima su questi schermi e dal Palavinum.